Sono Massimo, titolare della tessitura a tre campane di Alessano. Insieme a mio fratello Gabriele portiamo avanti questa tradizione che ci ha inculcato nostro padre, perché questa azienda è nata il 4 luglio del 1950. Per poter fare questo mestiere innanzitutto lo devi amare. I nostri ideali che era quello di rappresentare il nostro territorio, la nostra cultura, il Salento. Mio padre ci ha forgiati perfettamente bene perché ha detto: voi due, se camminate insieme siete forti, separati non servite. Io ho assorbito proprio la parte che aveva lui commerciale, no? Mentre lui assorbiva tutti i trucchi, tutte le abilità nella parte meccanica. Vedevo mio padre che era una persona molto istruita in questo settore. E cosa è successo? Che quando ho finito la terza media, per far vedere a mio padre che mi piaceva questo lavoro, un giorno presi una carta tecnica e feci un disegno. Il mio primo disegno fu una rosa. Lui guardò la rosa, appoggiò questo disegno sul tavolo e se ne andò, non mi disse una parola. Secondo giorno, secondo disegno, l'ha guardato e se n'è andato e non mi ha detto una parola. Quando ho mostrato il terzo disegno, il terzo giorno, lui con la sua calma mi ha detto: tu non devi perdere tempo solo perché vuoi disegnare e dimostrare che sai disegnare. Quando tu crei un disegno devi sapere dove lo devi piazzare. Quando la visione è sicura puoi compiere la tua missione. Quello che a noi ci fa ancora andare avanti è proprio l'artigianalità. Noi abbiamo macchinari datati che ci permettono di fare i 30-40 metri al giorno, però in quel sistema lì ci fanno fare dei tessuti che magari in una industria non farebbero mai. Con questa sfilata noi quello che stiamo cercando di fare è far conoscere tutto il nostro arredo come si faceva una volta, ricreando dei vecchi materassi di lana, ricreando delle poltrone antiche come si usavano una volta con i nostri tessuti, con le nostre imbottiture, tutto prodotto naturale. E il 90% di quello che stiamo già facendo è tutto in puro cotone. Qui nel nostro territorio lo Stato, per riconoscere la provenienza del tabacco, mandava lo spago colorato, sempre in fibra di cotone, quindi ogni tabacchificio aveva un suo colore, così tutte le tabacchine che filavano il tabacco con tutti i spezzoni di questo filo se lo riportavano a casa, se lo rifilavano e facevano i tessuti per la dote per le proprie figlie. La sfilata di Christian Dior è qualcosa di meraviglioso perché credo che ci gratifica anche alla fine, no? Perché ci rappresenti in tutto il mondo anche, no? Il nostro territorio, grazie a questa sfilata, viene rappresentato.